Salve a tutti, benvenuti a questa diretta su Soundtrack City. Insomma, questa volta non facciamo tanta strada perché rimaniamo Roma su Roma, perché in questo momento, in questi giorni, a Roma si sta tenendo la prima edizione del Roma Film Music Festival, bellissima edizione. Direi, come avete letto, insomma, che adesso ci colleghiamo con i Forum Studios di Roma, che è un po' da centrale, da dove si svolge, da dove partono un po' tutti gli eventi. E abbiamo chi abbiamo? Eccoli qua, il terzetto, anche se qui il sottopancia c'è scritto Massimo Privitera, in realtà abbiamo Massimo Privitera, quello lì in bianco, all'estrema sinistra o destra che dir si voglia Pierluigi Pietroniro, e al centro naturalmente Marco Patrignani, direttore artistico del festival in questione, e soprattutto ecco, volete proseguire le tre ballette, cioè, vogliamo fare il cinema muto fino proprio alla fine. Allora, benissimo, allora lo dico a tutti, insomma, ieri sia io che Massimo, che Pierluigi e che ovviamente Marco Patrignani eravamo all'Auditorium di Via della Conciliazione, perché c'è stata questa serata che, lo dico subito, fantastica. Io faccio i complimenti a Marco sin da adesso, perché quando a Roma io vedo degli eventi così, diciamo così, a livello internazionale dal punto di vista della qualità, io sono sempre felice, e con me io penso tutti quanti. Quindi un'organizzazione che è andata benissimo, perfetta, veramente, che ti devo dire, Marco, i complimenti subito proprio. Poi Massimo mi ha parlato di ciò che è successo i giorni precedenti in quanto ai vari panel, i concerti della CMF, dei compositori della CMF, insomma. Allora ti dico, prima domanda fatemela fare a Marco. Domanda classica, però ieri ne hai già parlato durante la serata all'Auditorium. Come è venuta quest'idea di creare questo festival? Che poi, voglio dire, da una parte uno potrebbe dire la scoperta dell'acqua calda, ci voleva un festival del genere. Sì, valla a organizzare però un festival del genere. Quindi come è venuta l'idea e soprattutto l'energia, la forza, la voglia di metterla in pratica? Allora, grazie innanzitutto dei complimenti che in questo momento sicuramente fanno bene, perché insomma, Massimo ha vissuto le ore precedenti a questo evento incredibile, che non so come sia potuto succedere che andasse tutto così bene, poi in maniera imprevista. Impeccabile. Tutto quello che avete visto era, sì, è vero, organizzato molto bene, ma in fondo tante cose. Io avevo annunciato grandi ospiti a sorpresa, perché mesi fa era difficile pensare a una cosa del genere, e quindi venne quest'idea: scriviamo con grandi ospiti a sorpresa. Poi trovali grandi ospiti, appunto, un conto è dirlo, un conto è farlo. E quindi poi la cosa che mi ha commosso di più è stato quel parterre di ospiti straordinari, no? Di cui poi magari parleremo. Infatti. E l'idea da dove nasce? Nasce da lontano. Innanzitutto nasce dal fatto che in questo storico luogo di cui io sono custode, così amo definirmi, quando mi dicono il proprietario, il titolare, il boss, no, io sono il custode di questa storia che è dentro nello storico studio A, no? Dove ora ci troviamo seduti. Questo è lo studio creato, come sapete, da 4 persone che erano già nell'enciclopedia quando lo hanno creato, ovvero Armando Trovaioli, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Piero Piccioni. Che dire di più? Il famoso Ortofonic, che poi ci disse, bravissimo, mi disse Gloria Paul, la compagna certo, la di mamma di Piccioni, Jason, prima moglie esatto, di Piero Piccioni, che si chiamava addirittura in un altro modo prima dell'Ortofonic, se ti no, ricordi Massimo, no. ci diceva... forse si era confusa con qualche altra cosa, però comunque nasce Ortofonic e poi nasce come Ortofonic, è diventata. sì. Allora, Forum. nasce Ortofonic nel 1969, sì. Quando questi 4 grandissimi compositori che lavoravano all'RCA, no? Gli famosi studi nella Tiburtina, si staccarono un po' dalla culla dell'RCA per creare una propria culla a loro immagine e somiglianza. Quindi quello che vedete alle nostre spalle
proprio l'acustica di questa sala è originale come era nel 69. Ok, queste pannellature che vedete, insomma, anche le sedie dove siamo seduti sono le sedie, e questo lo può confermare. Dove è stato, su queste sedie suonava l'Unione Musicisti di Roma, e su cui sono state incise colonne sonore Oscar, il Postino, Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, La vita è bella, ci vorrebbe una trasmissione di 7 ore. Caspita, pensiamo a Jerry Goldsmith, Leviathan, qua c'è stato anche Gabriel Yared, Patrick Doyle, c'è stato Kaczmarek, premio Oscar, vabbè, insomma, quindi allora io avevo i pantaloncini corti, mio padre Franco Patrignani fu la persona, allora un pezzettino indietro, quindi i 4 compositori fondano Orthophonic, dopo 9 anni, precisamente nel 79, praticamente noi abbiamo traccia scritta delle loro riunioni, dei consigli di amministrazione presieduti dal grandissimo, immenso Enrico De Melis, che fu lui il genio che li mise insieme, perché lui lavorava alla RCA e poi ci sono varie versioni, però insomma sembra che fu proprio De Melis a un certo punto avere l'intuizione, visto che crearono un'etichetta storica per le colonne sonore che era la General Music, che esiste ancora oggi sotto il nome di EMI General Music, perché fu acquisita poi dalla EMI. Loro crearono un'etichetta loro. Il concetto intelligentissimo, a mio avviso, era noi siamo dei compositori che stanno lavorando molto e stiamo tutti crescendo professionalmente. Avevano capito che le edizioni musicali erano qualcosa che poi insomma di interessante sotto il punto di vista economico, quindi dicevano: perché continuiamo a cedere i diritti? Scusate, è auditorium, devo rispondere per stare. Irene, perdonami. Intanto possiamo dire che in questo dai forum, allora penso di aver capito a che cosa si riferisse prima Gloria Paul quando diceva, lei parlava della General Music, quindi probabilmente Gloria Paul intendeva la General Music. Perché la Paul aveva confuso General Music con Orthophonic. Bravissimo, quindi loro creano la General Music, che è la loro etichetta, perché dicono, anziché cedere i diritti a destra e a sinistra, reggiamo il colpo, ma per farlo la cosa sostanziale sarebbe avere un nostro studio di registrazione, perché una delle voci di spesa, soprattutto per fare colonne sonore di alto livello con grande orchestra, non hai più bisogno di un piccolo studio, cioè uno studio che possa contenere un'orchestra di 60-70 elementi era un investimento importantissimo, ma poi soprattutto dove? E quindi l'idea piace, la mettono insieme, e qualcuno che credo sia stato un fonico della RCA, di cui a breve mi era anche il nome, Mastroianni, Pino Mastroianni, l'ho letto in una sua intervista, è venuto a mancare qualche anno fa lui, lui parla esattamente, c'è quindi una traccia, diciamo, storica sua che dice che lui aveva rintracciato questo posto. Noi ci troviamo sotto la Basilica del Sacro Cuore di Maria, cioè sopra la nostra testa c'è il pavimento della Basilica. Ok, quindi la cosa incredibile è che mentre qui si incideva Nuovo Cinema Paradiso, sopra c'era una messa, un funerale, un matrimonio, un battesimo. È incredibile questo. E ancora oggi questo succede, tra l'altro. Mentre ora noi parliamo, c'è qualcuno che si confessa. Quindi noi abbiamo deciso di confessarci qui con voi. D'altronde stiamo a Roma, questo commistione tra sacro e profano. Infatti questa poi è la chiesa di ogni musicista che si rispetti, che voglia fare questo tipo di attività musicale, insomma, colonna sonora, discografia, perché poi qui sono passati oltre ai compositori anche. Io vorrei dire che voi non vedete, ma nell'altra sala piccolina, storia di un impiegato di André Nicola Piovani, l'emozione è altissima, quindi loro creano, quindi questo fonico trova negli scantinati della Basilica questi locali che potrebbero funzionare come studio di registrazione, perché sono 1000 metri quadrati con soffitti alti 6 metri, e quindi iniziano una ristrutturazione portando da quello che era un sottochiesa in uno studio di registrazione per l'epoca incredibilmente all'avanguardia, no? Quindi con questa acustica fatta dagli ingegneri della RCA americani, e creano Orthophonic. Lavorano 1 anno e mezzo per
per realizzare questi studi e iniziano a lavorare, e lì appunto la storia poi la troviamo anche online, sia della musica pop popolare, quindi Fabrizio De André, Guccini, De Gregori che scrive lo studio della mia infanzia, insomma veramente una culla musicale importantissima. Pensiamo poi a Trovaioli, Garinei Giovannini, quindi la commedia musicale italiana, la commedia musicale, Bacalov, Piero Piccioni con Alberto Sordi. Infatti qui c'è un bellissimo provino a contatto Ilford dove ritrae nel 69 il momento dell'inaugurazione, dove si riconoscono tutti i dettagli dello studio che rimangono, come dicevo prima, ancora oggi identici. Ci ho detto, loro iniziano questo, cioè lavoravano giorno e notte. All'epoca c'era il magnetico 35 mm, c'era la proiezione che, se io, scusate, faccio così, ve la faccio anche vedere. Vedete lassù? Sì. Quella è la cabina di proiezione dove c'erano i proiettori Prevost che proiettavano con il proiezionista che si chiamava Mario, detto il cinese, perché aveva gli occhi così. Sì, fantastico. Il cinese che proiettava su, con sotto che gli chiamavano M23, quello c'aveva la moviola sopra, tagliava, c'aveva la pellicola, tutti gli anelli e proiettava sullo schermo. Scusate, io l'avevo facciamo tanto, guarda che è bello della diretta, va. Questo schermo originale che era lì. Questo è il pavimento originale. Questo è il soffitto originale. Che meraviglia! Sopra c'è la basilica, ok, dove in questo momento ci sarà sicuramente una funzione. E noi stiamo parlando di... Queste sono le sedie, guarda, tra l'altro in massello, che dove i musicisti, comodissime, certo. Occhio che questo si sta a speccare. Ok, rimettiamo l'inquadratura a posto. Vai tranquillo, no, tanto si posiziona proprio Luigi. Che meraviglia sta diretta, ragazzi. Allora, la storia continua come? Loro creano questa cosa, cominciano a produrre colonne sonore a rullo proprio, giorno e notte. Però la tecnologia, 4 piste, 8 piste, e compra quello, è uscito il nuovo magnetico 35, lo dobbiamo avere perché siamo ortofonic, non ci possiamo far parlare dietro. I tecnici che si lamentavano di troppi turni, io mi ricordo oggi, voglio dire, no? Sappiamo quanto è difficile la vita di uno studio di registrazione, lo dico per tutti anche i miei amici, colleghi, parenti, tra l'altro, con Fredo Gibellini straordinario, Marco Streccioni, insomma, portare avanti uno studio, sappiate che non c'è una persona al mondo in uno studio in tutto il pianeta che abbia guadagnato €1 con uno studio di registrazione, dimenticate, è più un sogno, è figo avere un proprio studio di registrazione, lo posso dire, ma è molto meglio avere una pizzeria o una gelateria. No, è un lavoro da matti, anche perché le macchine cambiano in continuazione, proprio. E quindi, to make the long story short, come dicono gli americani, perché sarebbe lunghissima, praticamente loro nel 79 arrivano con arretrati con l'affitto dei preti che sono i proprietari, perché non si può comprare. Io ho provato, dopo 50 anni ho detto scusate, ma con l'affitto che abbiamo pagato l'avremmo comprato 3 volte. I preti mi hanno risposto, ma non ti possiamo vendere un pezzo della basilica. Gli ho detto allora vendetemela tutta, perché tanto era migliore. Ma lo dico già ieri mi è sparato, non so se avete notato, ho detto la messa è finita, andate in pace, è stato bellissimo, conciliazione. Vabbè, però scusa, al Vaticano ci stava, no, però non voleva essere blasfemo. Io ho trovato che è stata una messa della musica per il cinema. Abbiamo uno scoop, abbiamo 3 pavi, ragazzi. Allora posso dirlo agli amici, un attimo solo, posso dire agli amici che voglio dire ci seguono non da Roma, questa è la dimostrazione di come noi romani abbiamo questo rapporto, diciamo così, con la Chiesa molto familiare. Certo, del Grillo. Io ieri mi sono sentito molto onofrio, capito, che mi hanno dato il palco, mi mancava solamente la battuta storica, io so io, poi per il resto, però ci stava, diciamo, insomma, meraviglioso. Quindi loro, per concludere, nel 79 si trovano con i preti arretrati moltissimo con l'affitto, perché non riuscivano a sostenere tutti i costi degli investimenti, dei nuovi macchinari, del personale che lavorava anche di notte e i nuovi microfoni. E quindi praticamente io ho traccia scritta di quello che sto raccontando, dove i consigli di amministrazione era un continuo chiedere ai soci, quindi a Morricone, Trovaioli, Bacalov e Piccioni, ancora soldi.
E loro giustamente a un certo punto hanno detto, nel frattempo le loro carriere decollavano. Quindi avevano un senso di scollamento, cioè non capivano, dice ma come, insomma, abbiamo lo studio nostro, le colonne sonore fanno un sacco di successo, i film vanno benissimo e poi qua bisogna sempre mettere soldi, e quindi dicono no, mettiamo un punto a questa cosa, troviamo qualcuno che si prende questa cosa in mano, che ci rimborsa quello che noi dobbiamo dare alla Banca di Roma a Piazza Euclide, alla Curia Generalizia del Sacro Cuore di Maria per le missioni all'estero. Ve lo dico perché non entrava nell'assegno. Ogni volta che dovevo fare l'assegno, no, prova a scrivere. No, facciamo un gioco. Adesso voi prendete un blocchetto d'assegni e sentite, prendete nota, Collegio del Cuore dell'Immacolato di Maria per le missioni all'estero. E io facevo, non c'entra. Non ci può fare un acronimo, e ovviamente no, la sigla non la puoi fare sugli assegni. Vabbè, comunque è tutto vero quello che racconto. Pertanto, alla fine, insomma, c'era questa difficoltà economica di questa struttura, che nel frattempo la tecnologia accelerava velocemente, per cui tu avevi appena comprato magari 200 milioni di lire del 75, che erano una somma, come oggi dire, 3 milioni di euro, e poi dopo un anno è uscito il mixer nuovo, ce lo dobbiamo avere perché siamo ortofonici. Certo. E quindi che hanno fatto? A un certo punto hanno detto basta, noi vogliamo occuparci della nostra musica, delle nostre colonne sonore, abbiamo la General Music, continuiamo a produrre, ma lo studio, per favore, troviamo qualcuno che se lo prende. Franco Patrignani, mio padre, personaggio incredibile, che insomma siamo tutti figli suoi, io anche di sangue, ma anche Goffredo Gibellini, perché ha cominciato a lavorare qui che aveva 16 anni, ma anche Marco Streccioni era l'assistente di Franco Patrignani. Quindi praticamente stiamo parlando di tutti i tecnici e i fonici più attivi qui a Roma, in sostanza, che adesso hanno le loro attività. Lavorava Sonic a Via Camozzi, e faceva i dischi, i primi dischi di Pino Daniele, Lucio Dalla, Califano, Aznavour, cioè era richiestissimo Franco. Lui ha iniziato alla RCA col Camice Bianco a fare il recordista, poi è andato alla Sonic. Nel momento in cui nel 79 Franco Patrignani era richiestissimo, viene a sapere che i maestri cercano qualcuno che si prende in mano la baracca, che era enorme, e per lui è stato un sogno, e ha detto no, io questa occasione non la posso perdere. Si è indebitato fino al collo, lui, mia mamma che era una bravissima manager, era Lady Forum, e parte questa avventura. Nasce Forum nel 79 e la prima cosa che hanno fatto, hanno portato il primo mixer Harrison dall'America, lo stesso che ha usato Michael Jackson in Thriller, e hanno rilanciato, ristrutturato tutto e cominciato questa grande avventura. Vi dico che una delle più belle battute di Franco Patrignani, noto barzellettiere. 33 trentini entrarono a Trento, tutti a 33. Che poi lui è figlio di suo padre, perché non vi dico cosa ieri sera al concerto è venuto fuori. Attenzione che siamo sempre in diretta. Siamo sempre in diretta. Allora, quindi Franco, una delle più belle battute è quando muoio lascio tutto al leasing. L'idea di chi era Franco Patrignani, due di che cos'è appunto portare avanti uno studio di registrazione ancora oggi, ok? Quindi questo la chiudo. E c'è un'altra cosa storica. Io quando scriverò un libro, perché lo farò a questo punto, lo chiamerò come il termine della storia che vi sto per raccontare. Scena, studio A dell'RCA, produzione americana, Bill Conti, 100 elementi d'orchestra, dentro lo studio A, un momento storico. Sergio Marco Tulli, che era uno dei soci non solo Ortofonic ma anche Forum, grandissimo, cioè, voi sapete, c'è il vostro collega, come si chiama, Marco dalla Sardegna, che ha fatto una volta un'intervista a un approfondimento su Sergio Marco Tulli, incredibile, non so dove ha trovato tutte quelle informazioni. Un grandissimo fonico storico, il papà di Rita Marco Tulli, la jazzista pianista. Esattamente. Insomma, erano lì Sergio Marco Tulli alla console, mio padre recordista col Camice Bianco, quello che fa record e stop,
e produzione americana, produttori americani, 100 elementi di orchestra, Bill Conti, una cosa stratosferica. Mio padre si appoggia al pannello generale dell'elettricità del quadro dello studio dell'RCA, involontariamente butta giù l'interruttore generale. Cioè, in un momento in cui le orchestre costano al secondo, sì, quindi l'aereo più pazzo del mondo ha preso la famosa scherzetto così, hanno preso è andato in blackout lo studio, ok? Immaginatevi, no? Durante Bill Conti dirigeva 120 buio, tutti al buio, tutto spento, niente audio, luci di emergenza accese, ovviamente 150 occhi si girano verso Franco Patrignani, tutti, come per dire no, e mo te famo. Lui alza le mani così, con camicia bianca, aveva tipo non lo so, e fa Sorry America. Agli Stati Uniti, alla nazione, Sorry America è il titolo del libro che scriverò sì, in onore al grandissimo Franco Patrignani, ma perché queste parole racchiudono tante cose, si può leggere in tanti modi, tipo quello che è successo ieri sera, è un po' Sorry America. Pure noi ogni tanto possiamo fare delle cose belle. Guardate, Sorry America è tanta roba, racchiude questa storia meravigliosa che ho raccontato, racchiude l'umiltà ma anche la forza, l'eccellenza italiana, anche di dire un americano non avrebbe mai potuto dire, un tedesco, un francese, un australiano non avrebbe mai e poi mai potuto dare quella risposta. La battuta bella, quindi delle scuse, ma così, vabbè, Sorry America. Io credo, Marco, che ho cominciato a rispondere alla tua domanda. Tu dici, ma dove viene sta cosa? Lo vedi che viene da molto lontano. No, viene da lontanissimo. Racchiude 40 anni di 50 anni di sacrifici di storia. Poi la Storia Forum continua con grandissimi successi, nomi, eccetera, tanti leasing, tantissimi, ancora oggi poi, no? Io vi dico solo che io prendo in mano cosa succede. I miei genitori, Franco e Emma, stanchi nel 1996, fanno la stessa cosa che hanno fatto i maestri, cioè dicono troviamo qualcuno che se lo prende, perché non si può andare avanti così. Nel frattempo la tecnologia che ha cambiato la nostra vita, però non ha proprio veramente aiutato l'aspetto, secondo me, artistico, perché poi il fatto che oggi con 900 euro compri una scheda audio, c'hai 60 piste, tutto multitraccia, quindi oggi il concetto di studio di registrazione è diventato questo è uno studio di registrazione, fra l'altro con dei campioni che tu dici, ma l'orchestra, ma perché devo chiamare Pietro Niro? Ma perché ci sono i campioni della Vienna, ma guarda che sono veramente belli, cioè, Pietro Niro esce e si va a gambizzare da solo. A proposito di libri, ho scritto un libro che sta per uscire proprio su questo dramma, perché è un dramma. Ho scritto proprio un libro perché ho detto qui è finito un mondo, allora io da una parte lascio memoria e poi butto un ponte verso il futuro sperando di poter recuperare. Piccolo inciso, ma non volevo. Ma è proprio così. È vero. Quindi è cambiato il mondo, no? E quindi nel 96 Franco e Emma Patrignani dicono: ma qua come andiamo avanti? Certo. Quando ormai, tra l'altro, i nostri amici anche del pop, che magari con grandi successi, centinaia di migliaia di dischi venduti, che fanno? Dice, ma compriamoci un mixer, ci facciamo lo studio dentro casa, no? Tanto anziché pagare le tasse, Ramazzotti giustamente dice, mi compro il NIV, qual è il miglior mixer del mondo? 100 canali, bene, lo voglio, 1 milione di euro, lo voglio. E così la Pausini, così Ramazzotti, così Renato Zero, così. E quindi alla fine, ma questi studi di registrazione, ma allora a che servono? Ci sono i campioni. Chi ha i soldi se lo fa dentro casa, anche uno studio vero. Ecco perché nel 96 loro dicono, questa storia purtroppo termina qui, troviamo qualcuno che se lo prende, magari ci faranno una palestra, perché questo, guardate che palestra, un centro estetico, insomma tante altre attività. Una spa ci puoi fare. Io la mia diciamo all'epoca, finiti i miei studi, credevo di poter essere un produttore musicale, era il mio sogno, e quindi, per farla breve, poi ho fatto 7 festival di Sanremo e venduto 500.000 di dischi a 27 anni.
E quindi mi sentivo un leone forte. Nel momento in cui i miei genitori hanno detto questa storia chiude, io ho detto no way, non è possibile. Loro, ci tengo a dirlo, mi hanno implorato di non farlo, perché mi hanno detto guarda che poi fai la fine, cioè ma la storia si ripeterà, ti schiaccerà, è una struttura troppo grande, onerosa, difficile da mantenere aggiornata, non c'è più il senso di farlo. Poi aggiungo che era appena partito la storia dell'opportunità, perché lo è, di andare a lavorare nei paesi dell'est, dove lo sottoscrivo, ci sono delle orchestre indubbiamente che suonano molto bene, per ragioni anche storiche loro, sono orchestre molto allenate, insomma l'opposto di quello che è l'Italia, dove è molto difficile avere sostegni, avere stabilità, e non voglio dilungarmi su questo. Pertanto c'era anche questo elemento che ha aggravato la situazione, quel poco di lavoro che c'era, comincia ad andare verso Praga, verso Sofia, e quindi io, insomma, la cosa più folle che potevo fare era insistere nel dire non ne parliamo più, lo prendo io, vado avanti io. Quindi mi dite quant'è il conticino, perché non è, lo dico proprio per chiarezza, non è tipo guarda tieni, queste sono le chiavi, gioca. No, io non sono figlio di questo, non sono figlio di papà in quel senso, sono figlio di un papà, di un artista, di una persona che ha lasciato un contributo straordinario per tanti motivi. Però ecco, non mi hanno dato le chiavi e gioca, divertiti. Al contrario, mi è stato detto non ti prendere queste chiavi, uno perché costano un sacco di soldi, perché anche noi dobbiamo andare dalla banca X, dal leasing Y e dai preti del Sacro Cuore di Maria per le missioni all'estero di cui prima. Quindi, quelli sempre, mi sembra che... non lo fare, questa è una dichiarazione veramente d'amore, non lo fare. Io l'ho fatto perché ho detto un luogo come questo non può essere chiuso, non può diventare una palestra, non può, ma proprio perché sarebbe uccidere una coltellata a un patrimonio artistico, culturale senza precedenti. Ecco perché, come dicevo in apertura, io sono il custode. Quando mi dicono tu sei un bravo imprenditore, non lo sono, perché sennò avrei fatto soldi nella vita, che non li ho fatti perché non penso a quello. Mi piacerebbe, per carità, ognuno di noi, no? Però credetemi, l'abbiamo detto in più maniere, non è una storia di denaro questa, è una storia di amore, una storia di cultura, una storia di arte. Ecco, ti posso in questo senso fare una domanda, perché loro lo sanno, cioè la politica culturale di questo paese poi alla fine i gravi danni che ha fatto poi alla fine si riflettono anche... Non ho capito il soggetto, la politica culturale di questo paese. Non ho capito, tu hai capito, io non ho capito. C'è una politica culturale? C'è una politica. Allora, siccome sapete bene che c'ho scritto un libro sulla questione, c'era una politica culturale nel nostro paese che poi alla fine non c'è stato più. Ora, da quando qualcuno disse che con la cultura non si mangia, eccetera, eccetera, ve lo ricordate bene. Quindi mi sono trovato spesso a parlare con direttori artistici di teatro e di tutto quel mondo che era legato in qualche modo all'industria culturale di un certo tipo, cioè strutturata, quando si facevano più film, quando la gente andava più al teatro o addirittura... Scusate, devo prendere un amico a cui non posso... Tony, volevo dirti, sono in una call in diretta con gli amici di Colonne Sonore che stanno commentando quel fatto straordinario che è successo ieri. Beh, stupendo, bellissima la serata. Guarda, immagino... Sei stato proprio bravo, Marco. No, ma noi siamo stati onorati di averti avuto in sala, io l'ho apprezzato moltissimo. Anche credo quel momento trattasi di Tony Renis. Benissimo. Sì, trepidava perché mi ha detto devo andare, dico aspetta un attimo perché adesso ma io mi devo alzare alle 5 domani mattina, devo andare a Roveto, devo andare, aspetta, adesso arriva, e poi è arrivato, era contento, poi a un certo punto alla fine di tutto me ne sono andato, perché c'era una calca, ho avuto difficoltà a trovare un taxi, figurati. Beh, è stata una cosa, Tony, veramente non poteva andare meglio di così, sono felicissimo che c'eri, spero che anche tu... Sei stato proprio bravo, bello, bellissimo, bravo Fresi, bene. L'unica cosa che
che potevi anche farne a meno. È la cantante. L'unica cosa di tutto il programma, potevi farne a meno. No, mi dispiace dirlo perché mi è anche simpatico, ma era... Scusate. meglio. Meno male. Ah sì? Comunque, tra un po' parleremo questa è una delle dirette più anomale che abbiamo fatto praticamente, perché stiamo parlando, si intreccia la storia. Direi che sembra una nostra firma questa diretta proprio. È proprio il nostro contrappunto, visto che parliamo di musica. Ho capito perfettamente che dici. Non solo. Comunque sappiate che c'è, è vero. C'è al telefono Tony Remis. Esatto. No, ma lo sanno, l'ho scritto. Che ieri era presente alla conciliazione, all'auditorium della conciliazione, c'era Franco Nero tra gli ospiti, uno Stefano Fresi che ha fatto una condizione non spumeggiante, straordinariamente intelligente e acuta, direi. E poi sappiate che Fresi non è solamente l'attore che conoscete, con questa grande comicità, questa grande verve, ma è anche un bravissimo compositore, che poi prima o poi avremo in puntata con me e con Marco. Peraltro voglio dire, ieri parlando di armonia, di teoria, che però fatto con talmente gusto e intelligenza, che anche il pubblico, immagino quello meno avvezzo a questa cosa da Carbonari chiamata armonia, eppure io penso che abbia compreso perfettamente di che cosa si trattava, peraltro con l'orchestra che gli faceva da spalla, quindi da contraltare. Ma mentre aspettiamo Marco, diciamo agli altri ospiti, quelli che invece sono stati sul palco proprio a cantare, io vorrei dire c'è stata una grandissima Amy Stewart, poi ovviamente non posso dimenticare Mario Biondi, ma di questo poi magari ne parliamo meglio. Io comunque stavo domandando a Marco una cosa che a cui ci tengo tantissimo, ovvero è da tempo, ormai da 20 anni, forse anche più, che l'industria culturale in qualche modo e in particolare artistica, cioè sta mostrando il fiato corto, anche perché da una parte ci sono i tagli alla cultura, dall'altra parte c'è stato l'avvento al digitale, per cui i dischi non si comprano più, al cinema non si va più, al teatro non si va più. Tutto quello che è l'indotto poi delle produzioni, in questo caso quelle musicali, complice anche il fatto che bisogna abbassare i budget e via discorrendo, insomma alla fine la situazione è questa. Ecco, delle strutture quali gli studi di registrazione, no? Stiamo parlando, a mio modo di vedere, dello studio numero 1 a Roma, proprio non solo in quanto storia, proprio dicono in Italia, di conseguenza io vado solo su Roma, perché quando esco fuori poi vedi da noi, quindi io parlo di quello che conosco bene. Dici bene, comunque parlando proprio a livello anche di dimensioni, di dimensioni, certo. Di numeri oggettivi. Allora ti chiedo, proiettato nel futuro, lo spazio studio di registrazione, come si può declinare? Cioè, tu stai mostrando, lo vedo proprio come la gestione della Forum Village, quindi con anche attività collaterali alla ripresa sonora, no? Quindi questo mi sembra una buonissima cosa, e peraltro ci sono altri esempi nel mondo di studi di registrazione che si sono convertiti anche ad altro, come nel tuo caso? O sei il primo anche in questo? Immagino di sì, Abbey Road, che è un po' lo noi ci pensano sempre, dicono, molti descrivono Forum Studios come un po' l'Abbey Road italiano, sempre per un fatto oggettivo, di numeri, di storia, di anni, di dimensione, di altezze dei soffitti, di capacità di registrare un certo numero di musicisti, di similitudine di storia rock, pop e colonne sonore, che è anche un'altra cosa che non è scontata in uno studio di registrazione. E quindi loro cosa hanno fatto? Abbey Road fa un sacco di cose come facciamo noi nel creare eventi in uno spazio
così, l'apertura straordinaria agli studi che stiamo facendo anche noi, lo faremo proprio nell'ultima giornata del festival, infatti. perché poi ci sono persone che in un'intera vita non mettono piede dentro uno studio di registrazione, gente anche non del settore, ovviamente sto parlando. Quindi Abbey Road dà l'opportunità di entrare in uno studio leggendario, e lo fanno anche molto bene con con delle lectures dove ti parlano, ti raccontano una storia, ti proiettano dei documenti, come anche noi abbiamo deciso di fare, no? Questa è una. Le altre sono quella di creare eventi, di fare formazione, quindi la parte educational. Io dico sempre che questo è un mestiere, e lo dimostra quello che abbiamo detto, no? Goffredo, Marco Streccioni, è un mestiere che si impara facendolo. Questo è proprio action learning o learning by doing. Cioè, ci sono tante scuole, anche blasonate a livello internazionale, che poi mandano qui gli stagiaire, perché è chiaro che ci mandano mail dove dicono: no, avremo piacere che voi vi prendete i nostri migliori allievi, che li assicuriamo noi, ve li mandiamo. Io devo dirvi una cosa un po', diciamo, non molto positiva sotto questo aspetto, perché poi vedo che questi ragazzi che hanno pagato anche quote di 10.000 euro l'anno, perché il lavoro di sound engineer è un po' come il musicista, un sogno, no? Che un ragazzo, è quasi una malattia, anzi la vorrei dire così, è una forma di malattia bella, ma è comunque un disturbo, perché poi tu di fatto studi per diventare un disoccupato, come il musicista, si fa 10 anni un mazzo così al conservatorio per diventare un disoccupato. Okay? Io questa cosa l'ho detta al Senato della Repubblica Italiana, facendo sgranare gli occhi ai senatori della nostra Repubblica. Questo succedeva 3 anni fa, quando c'è stata la riforma della legge sul cinema, così ti rispondo anche all'altra domanda, delle politiche famose culturali, no? Io credo che e lo dimostra quello che sto per dire, è anche una questione di quanto noi poi facciamo sentire la nostra voce, ma non per un ruolo di sigla o altro, proprio dal cuore, cioè di andare a parlare col cuore. Non è una questione noi siamo, ci dovete ascoltare, no, è andare lì col cuore a dire: signori, ecco, quello che è successo ieri è una cosa che emoziona, che parla al cuore. E ti assicuro che qualsiasi politico fosse stato ieri, e credo che forse qualcuno c'era. Io credo che lì le parole non servono. Arriva una tale emozione che quasi uno dice: ma questa cosa la stiamo guardando, come funziona? Io quello che dissi, c'era la riforma della legge sul cinema, che si ispirava molto a quella francese. Io ho una moglie francese che non si occupa di questo settore, ma è francese, e noi tutti sappiamo quanto la Francia è sempre stata attenta alla cultura, tant'è che il governo italiano si ispirava per fare la riforma sulla legge del cinema in Italia, si ispirava fortunatamente molto. Vediamo che fanno i francesi, notoriamente bravi in questo, sul protezionismo, sulla tutela, sulla tutela anche della cultura, come dire, della divulgazione, ma anche la difesa del patrimonio interno, perché questo è petrolio italiano, capito? I francesi lo difendono con i denti, dicono alle radio: tu devi suonare 50% di musica francese, lingua francofona, certo. Lo stesso fanno con i film, con il cinema, con le orchestre, con tutto, cosa che in Italia è un po' lontana. Quindi io mi sono trovato lì, come al solito, come ieri sera sul palco, non previsto, non scrivo mai nulla di quello che dico, come ora. Sto parlando sempre col cuore e con onestà, dico quello che penso, sperando sempre, no, di non offendere involontariamente nessuno. No. E quindi io sono arrivato lì, fra l'altro al Senato, pensavo fosse una cosa più chiusa, invece c'erano tutte le varie sigle, i rappresentanti dei doppiatori, di tutte le varie categorie. E io ero lì rappresentanza un po' dell'aspetto della musica, delle colonne sonore. E quindi vedevo, dico: Dio, io non mi sono preparato nulla, era una cosa serissima, dentro il Senato della Repubblica con le telecamere, il presidente di commissione: diamo la parola a Cinecittà e tutti si erano preparati, no? Volevamo dire che al comma 2 articolo noi segnaliamo che. Io ho detto: Dio, mi ha preso un'ansia, ho detto: e mo che faccio? O esco, vado via, dico che so poco bene, e poi ho detto:
oddio, ho detto andranno in ordine, io sono alla P, Patrignani, di carta, me la segno. Devo studiare qualcosa da dire, faccio una brutta figura. Insomma, morale, poi vedo che non vanno in ordine alfabetico. Ho detto, oddio, l'ansia sarà ancora di più. E dico, oddio, a un certo punto diamo la parola al presidente dell'Orchestra Italiana del Cinema, Marco Patrignani, prego. Allora lì la voce non è come adesso, all'inizio è buonasera, buongiorno, grazie della parola, con la voce così. Poi dopo però è noto che non sono, cioè io sono timido, parlo poco, lo vedete, se prendo via è finita. Quindi la voce da così è diventata così. E poi, signor Presidente, io vi ringrazio di essere qui oggi. Volevo dirvi, ma veramente molto in sintesi, perché credo che ci sia molto di cui parlare e non vorrei dilungarmi. Voglio soltanto dire una cosa: voi dovete sapere che la musica nell'opera cinematografica è una componente fondamentale, ok? E quindi dal mio punto di vista, quello che posso portare per l'esperienza che ho maturato è che c'è una grave difficoltà e disattenzione verso la comunità delle orchestre, verso proprio tutto il mondo, l'indotto di questa piccola industria culturale, che in quanto culturale, perché capisco che una fabbrica di bulloni vale 100.000 volte il fatturato di tutta l'industria di cui oggi stiamo parlando, no? Certo. Soprattutto se guardiamo la componente musicale. Quindi però attenzione, perché non dobbiamo confondere mele con pere, nel senso, il rapporto di misura tra quel fatturato di comparto industriale o un altro va letto in un'altra maniera, signor Presidente. Ho detto, qui stiamo parlando di arte e cultura, che è veramente il nostro petrolio. E vi segnalo una cosa: dovete sapere che noi noi come Italia, quindi mi ci metto pure io, no? Siamo tutti insieme, spendiamo un sacco di soldi per pubblici per formare dei musicisti, conservatori da cui escono centinaia e centinaia di diplomati straordinari, giovani, che si fanno veramente un mazzo così per studiare bene, imparare a suonare uno strumento. Però il problema è che se noi non creiamo poi delle opportunità di inserimento professionale, stiamo formando dei disoccupati, quindi c'è un doppio danno. Poi aggiungo che dovete sapere che colonne sonore, e non me ne vogliano, cioè lo dico veramente in maniera imparziale, ma è un fatto ancora una volta oggettivo. Cioè, io dico, c'è questa problematica, abbiamo fior di musicisti in Italia, se noi non proteggiamo un minimo che almeno le opere cinematografiche prodotte con fondi pubblici, questi soldi devono rimanere in Italia, ok? Esatto. Cioè, non confondiamo, qui non stiamo parlando... Io l'ho detto perché credo che sia un tema sostanziale. Allora, a parte che insomma c'è stata molta attenzione, devo dire, da parte dei senatori e di tutta la platea istituzionale che era lì, tanto che una senatrice disse: ma lei sta dicendo per davvero, cioè quello che dice è vero? Dico, non mi permetterei mai di venire qui a dire cose non vere. Cioè, che cavolo, ho detto, cioè, è una realtà, sicuramente una disattenzione non voluta, però ad oggi le cose stanno così e credo che si debba intervenire in questo senso a vantaggio di una qualità, ma anche a vantaggio, no, di un sostegno a questa piccola ma grande industria. Quando sono uscito è venuta una sottosegretaria e mi ha detto: senta, ma ci è piaciuto molto il suo intervento, siamo rimasti increduli da quello che lei diceva. Io dico, è tutto vero, poi basta guardare i titoli di coda di un film. Esatto, l'orchestra viene per ultima dopo quello che ha fornito il cestino da mangiare, dopo l'autista, dopo la cosa. Esatto, cioè, e vedere se uno leggesse che c'è scritto che l'orchestra non è un'orchestra italiana, esattamente, la cosa, esattamente. Direbbe, vabbè, comunque no? Loro mi hanno detto può scrivere un emendamento. Gli ho detto non è il mio lavoro, non l'ho fatto, me ne pento, perché non è che lo dovevo scrivere io, però loro mi chiedevano di dare un contributo, degli spunti. Non l'ho fatto, chiedo scusa, ma insomma questo era per raccontare. Quindi. E non l'hai mai fatto poi? No, non l'ho mai più fatto, anche perché qua lo cominci a fare con uno, dopo 2 ore è un altro, quindi sì, c'è pure questo il problema qua, che quando ingrana una cosa, che sia di un colore o di un altro, a noi non ce ne frega nulla. Il nostro lavoro è apartitico, apolitico, perché non c'è cosa che deve unire di più della cultura di un paese, no? Infatti. E quindi io credo negli uomini intelligenti. È come dire alla Banca di Roma, la banca
X o Y è meglio di un'altra, sono gli uomini che fanno la differenza, perché tu puoi stare nella banca migliore del mondo, ma se trovi l'impiegato svogliato, antipatico, ignorante, incompetente, tu avrai un'immagine, capito? Quindi, come diceva chi era Gabber, che diceva che cos'è la destra, che cos'è la sinistra, non è nulla. Scusate se lo dico, qui ma condivido pienamente. È un problema di idee e di fatti, punto, perché sono tutte punto. Non c'è un'identità culturale, sì, capito? Cioè, veramente... non ci riconosciamo in questo nostro petrolio, non siamo stati abituati a riconoscerci. Ecco, quindi quello che serve è parlare col cuore, ma essere poi pragmatici. Il mio modo di farlo, intanto, senza troppe chiacchiere, è fare. Ecco perché nasce Roma Film Music Festival. Nasce perché io sono andato, fra l'altro, ho fatto, perché oggi, credetemi, guarda, vado a ruota libera, non è che, perché uno dice, ma chissà Marco Patrignani conoscerà qualcuno al Ministero, perché ho visto che c'è il contributo, il patrocinio del Ministero, il Comune di Roma, chissà, lui deve avere delle... Non è così. Uno, perché grazie a Dio, se così era in passato non lo è più oggi, perché si va in prigione per quelle cose. Cioè oggi, voglio dire, un'altra cosa super oggettiva, ci sono dei bandi online dove tu puoi essere pure amico, ma parente, fratello del direttore di una commissione, ok, ma oggi ci sono dei punteggi quali quantitativi, come è giusto che sia, che tra l'altro sono online. Se voi andate online e cercate Roma Film Music Festival, ha fatto regolare domanda di progetto speciale al Ministero della Cultura, ok, come chiunque può fare, ma poi vieni valutato, e anche con abbastanza come un esame universitario, devi inserire, devi dimostrare oggettivamente su 47 diversi parametri qual è, quali sono i valori oggettivi che devi dimostrare, non con le chiacchiere, ma con i numeri, i fatti. Cioè, qual è l'impatto internazionale di questo festival, qual è l'impatto artistico, chi coinvolge, chi non coinvolge, e tanti altri aspetti, come succede per qualsiasi progetto che va ad accedere all'opportunità di avere un contributo pubblico. Quindi basta andare online e vedere, perché pubblicano anche le graduatorie, come il singolo punteggio per ogni categoria del tuo progetto hai raggiunto. Quindi il festival è stato accolto come un qualcosa evidentemente di buono, ma non è che è stato sostenuto economicamente dal Ministero. Io sono contento e ringrazio il Ministero della Cultura, perché solo il fatto che abbiamo il loro patrocinio e un piccolo contributo, che è una briciola rispetto, non copre nemmeno quello che abbiamo visto ieri, ma questo è significativo, perché vuol dire che si può fare, ma dipende un po' da noi. Cioè, diamo sempre le colpe agli altri, ma dipende molto anche da noi di impegnarci. Quindi io ringrazio anche tutte le persone che mi stanno vicino, che non è facile, perché poi quando ti lanci così dal 100° piano, senza appunto coperture, sostegni particolari, quello che succede è che poi gli dei, quando tu metti il piede nel vuoto, gli dei ti spianano la strada, ci vuole solo il coraggio di lanciarsi. E io l'ho fatto perché tutta questa storia bellissima che oggi abbiamo in parte raccontato è una storia importante, no? Io sono cresciuto in mezzo a Ennio Morricone, a loro, ci sono cresciuto, e quindi ho visto gioie e dolori, ho visto difficoltà che ho raccontato oggi in maniera molto trasparente, e quindi ecco, io credo che se mancava questo festival, quindi io sempre nelle mie interlocuzioni, quello che dico ai soggetti istituzionali, dico: scusate, ma in Italia c'è un film festival, che è una cosa importantissima della nostra industria cinematografica, ma c'è un film festival ogni 20 chilometri, a parte quelli importantissimi, non me ne voglia nessuno, è tutto molto importante, però dico, ce ne sono veramente tanti, no? Spello, Santa Marinella, certo, pieno ovunque, come ti giri c'è un film festival. Dico, ma uno, la musica ce la siamo scordata. Allora forse non è una componente fondamentale dell'opera cinematografica, ma certo che sì. Allora di fronte a questo vedi una scena muta. Se tu vai a parlare con il Ministero e dici: scusate, ma Venezia, Roma, Giffoni, Torino, Film Music Festival. Secondo punto di questo festival, Roma. Io sto mettendo Roma come centro del mondo del cinema, perché lo era. Abbiamo la scuola di cinema più anziana del mondo, il centro sperimentale di cinematografia, è la scuola di cinema più importante del pianeta Terra.
ok? Il neorealismo italiano ha fatto scuola di cinema in tutto il mondo. I compositori che ieri abbiamo suonato, Cicognini, Rustichelli, poi abbiamo dovuto tagliare, se no il concerto durava 100 anni. Abbiamo tagliato Petrassi, che Dio mi perdoni. Dio mi perdoni, abbiamo tagliato Riso Amaro. Lo abbiamo dovuto tagliare. Posso dire da testimone, in quanto ero lì, dopo una serata del genere, uno dice: porca miseria, siamo italiani, e lo dici con un certo orgoglio, perché ti passano davanti una serie di compositori che ti spettinano dal punto di vista proprio della scrittura, di quello che è stato. Quindi è da una parte anche terribile, Marco, vedere tutto questo. Cioè è bellissimo da una parte, ma dall'altro ti mette davanti a uno specchio che devi fare i conti con chi ti ha preceduto in qualche modo, e chi ti ha preceduto sono dei monumenti più che compositori. Lui è riuscito in una cosa che forse non se ne è reso conto, ma in realtà visceralmente lo sa, e questa cosa l'ho percepita ascoltando non solo la musica, la splendida orchestra, le esecuzioni e tutto, e i grandi ospiti, Amy Stewart, Mario Biondi e altri, ma il riscontro del pubblico è stato, e questa cosa mi è capitata quando sono andato a vedere Ennio, il documentario al cinema, la curiosità di andarsi a scoprire poi chi è Cicognini, Rustichelli, Piccioni, Trovaioli, e andarsi a vedere quei film che sono passati in meravigliosa esposizione ieri sul palco, ma poi andarsi a vedere il film e andarsi ad ascoltare con più attenzione la colonna sonora, perché ieri abbiamo ascoltato delle cose straordinarie, delle cose strabilianti, peraltro con un'orchestra sul palco. Io voglio dire, mi ricollego al discorso di Marco, i festival, ci sono tantissimi festival di cinema, no? E pochissimi di musica, e io dico pure, andiamo a vedere quanto costa organizzare un festival di cinema e quanto costa mettere un'orchestra sopra un palco, cioè nel senso, abbiamo anche, voglio dire, 10 festival del cinema, capito? Perché poi sappiate che non c'è solo il concerto che abbiamo visto ieri sera, che ha lasciato veramente stupefatti a bocca aperta, ma oggi, visto che siamo in diretta, e domani, tra l'altro, quindi già sold out, quindi abbiate pazienza, chi ci vuole andare, ma può darsi che qualche cosa la trova. Ve lo faccio vedere proprio live, aspettate che lo trovo nella pagina giusta, che ce l'avevo poco fa. Comunque abbiamo il cineconcerto di Star Wars, il primo film è New Hope, Una nuova speranza. Il cineconcerto è il film live concert, cioè l'orchestra dal vivo suona a sync con le immagini tutto il film di Guerre Stellari, il primo del 77, musica John Williams. Ho visto una cosa del genere qualche tempo fa all'Auditorium a Parco della Musica a Roma con Cogliani Scazzi, il film con Philip Blair, dove c'era l'orchestra che suonava a sync con. Ecco, queste cose, come posso dire, se le vai a fare in un contesto come l'Auditorium Parco della Musica organizzato, eccetera, eccetera, ma quando vai a organizzare un festival così, devi affrontare anche dei problemi tecnici non indifferenti, immagino. Sì, volevo aggiungere che diciamo la formula qui non è una questione solo di sync con le immagini, qui è una formula nuova di entertainment che è nata soltanto pochi anni fa e sta riscuotendo un successo enorme in tutto il mondo. Si tratta del film con l'orchestra dal vivo, che è una cosa diversa da fare una partitura in sync con delle immagini, o il muto con le immagini. Noi abbiamo fatto Chaplin in passato. Qui si tratta di una formula nuova che è quasi difficile da far capire alle persone, ovvero è come andare al cinema e vedere il film dai titoli di testa a quelli di coda, con i dialoghi e gli effetti speciali, dove soltanto il produttore originale, in questo caso Disney, Lucasfilm, devono remixare il film senza la musica, ma tutto il resto rimane lì. Quindi tale e quale. Quindi è una cosa, credetemi, che quando tu lo racconti, perché la gente dice Star Wars dal vivo, bella colonna sonora, ma ci sono anche delle immagini. Sì, ci sono le immagini. No, questo è il film come al cinema, cioè tu ti siedi al cinema, schermo HD gigante, e partono i dialoghi, gli effetti, i rumori, i robot, le cose, le astronavi, uguale, solo la musica. E poi che musica! Quando uno dice, immagina proprio per antonomasia qual è la colonna sonora più spettacolare, tu pensi a John Williams e pensi a Star Wars.
Non ho detto la più emozionante, che tu diresti Morricone subito. Sì. Ma la più grandeur, tu dici. In minoranza, ho capito che sto in minoranza. Dipende dai punti di vista. No, vi do ragione. Adesso parliamo di spettacolarità. La spettacolarità. Allora, come facciamo noi a tutte queste bei concetti, belle parole che abbiamo condiviso, e per me con veramente enorme piacere oggi con voi, sono tutte cose importanti, però poi per far sì che un festival, e che quindi il nostro obiettivo raggiunga il successo, c'è bisogno di coinvolgere il pubblico, il grande pubblico. Ok? Perché è bene che abbiamo fatto delle masterclass meravigliose, ora ne parleremo, perché di grandissimo valore, però purtroppo cosa vuoi mettere? 80 appassionati, addetti ai lavori, ma noi qui dobbiamo colpire il cuore di tutto il pubblico, perché dovete sapere che da una recente rilevazione proprio dell'Istituto Fonografico Internazionale, reggetevi forte, la musica per il cinema, ovvero le colonne sonore, sono il terzo genere più ascoltato al mondo. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Cioè c'è il rock, c'è il pop e poi c'è le colonne sonore. Altro che di Quindi nicchia. vuol dire che io non credo che possa esistere una persona dove tu gli metti a tavola una colonna sonora di un certo livello, cambia l'emozione della serata, ok? Che puoi andare a toccare delle corde che è diverso dal rock e il pop, come dire, no? Sì, ma è un'altra, è la musica dell'emozione, è la musica dell'emozione, è emozione in musica pura, e quindi questa cosa qui non va sottovalutata. Capite quanti motivi ci sono affinché è il festival che mancava per questo motivo, io lo chiamo così. E poi aggiungo il grande cinema suona a Roma, perché tutto quello che abbiamo detto è vero. Cinecittà, vacanze romane, voglio dire, l'immaginario collettivo è la città più bella del mondo, ma non è solo un fatto di bellezza o belluria, è una città straordinaria dove c'è carenza di eventi internazionali, no? Insomma, ci sono centinaia e centinaia di argomenti. Questo vuole essere, ecco, una parola su questo, perché è molto importante. Noi, e loro li hanno conosciuti, abbiamo qui a Roma una delegazione internazionale. Dovete sapere che esistono già due grandi festival diciamo film music festival. I due più importanti del mondo sono Cracovia, quindi Krakow Film Music Festival, e Tenerife, che si chiama Fimusité, perché giustamente ancora una volta, secondo voi, Fimusité a cosa si ispira? A Cinecittà. Ok, quindi questi due festival hanno uno 16 edizioni e l'altro 15. Io, se tu mi domandavi anche ma come ti è venuta st'idea, come hai fatto a declinarla così in maniera anche da subito molto precisa e molto efficace, perché, e lo dico a gran voce, perché mi sono ispirato a due festival fantasmagorici. Io quando sono stato la prima volta a Cracovia, perché rappresentava un direttore d'orchestra, Christian Schumann, bravissimo, che era stato invitato a dirigere al Krakow Film Music Festival, e con David Parzotti, il mio right hand general, diciamo, orchestra manager e persona fantastica, che ringrazio, David Parzotti, vado con lui a vedere, accompagniamo Christian Schumann al Krakow Film Music Festival. Io sono rimasto basito, uno, dalla città, che poi torno a Roma e mi sono vergognato, sto a terra più vicino e dici porca miseria. Eppure Cracovia, tutto pulito, tutto perfetto, tutto organizzato, i mezzi pubblici funzionano, ti senti male, cioè ti rode tanto, perché insomma, no? Non ci manca nulla. E quindi vedo sta cosa, e poi era un po', ma che è sto Film Music Festival qua che fanno, no? Ha una gioia, voi non potete capire, fanno vivere tutta la città con la musica per il cinema, organizzano eventi per bambini, all'aperto, al chiuso, panel, masterclass, talk, incontri compositori, registi, eventi serali, cocktail, bellezza pura, una cosa meravigliosa. Io sono rimasto folgorato, e siccome sono un po' matto ho detto no vabbè ragazzi, ma poi degli concerti meravigliosi pure loro, scoring for Polish composer, chiaramente Polonia, fanno, no? Penderecki con musiche, ma è una cosa, è una divulgazione culturale artistica senza precedenti. Sono rimasto così ammaliato, e parlavo con Robert Piatkowski, che oggi è qui,
che è il Deus Ex Machina di Cracovia, vice sindaco di Cracovia, assessore alla cultura, un ragazzo che non vi faccio il segno di quanto ce l'ha però. Che miseria. Io il primo anno neanche questo era come me ieri, no? Che la gente cercava di salutarmi e tu stai sì, ci vediamo, no scusa non posso, uguale. Ci ho messo 3 anni a parlarci, perché io da lì non l'ho più mollato, gli ho detto guarda che tu stai facendo una cosa a Cracovia, che è una dieta, è un martello, capito? Alla fine poi un giorno ci ho parlato, eravamo al compleanno di Michael Giacchino, dove è onorato di essere stato invitato, Royal Albert Hall, porca miseria, la celebrazione di Michael Giacchino per i suoi 50 anni, dove quello meno importante era il presidente della Walt Disney, figurati io. Però ero lì con un bicchiere di champagne in mano, vedo Robert Piaskowski di Cracovia, vado lì e gli faccio ehi Robert, finalmente ti becco, e gli dico senti, io ho 2 sogni, uno è perché tu hai fatto il Gladiatore in concerto live a Cracovia, io lo voglio fare a Roma, ma nel luogo dove la storia è successa, cioè dentro il Colosseo. E lui si mette a ridere, fa col bicchiere in mano, questa è la cosa più assurda che ho mai sentito nella mia vita, ma è anche la più bella, mi fa. Ti auguro il meglio, che tu riesca a fare questo evento. Poi gli dico, ma ti ricordi, io sono venuto a Cracovia, Christian Schumann, ah sì, come no, e Morricone, te lo dico perché Ennio comunque è un passepartout che apre, vedi che proprio si spostano le orecchie, fanno what? Ok, e quindi da lì dico, un altro sogno, tu stai facendo un festival straordinariamente importante, ma anche bellissimo, e io ho il sogno un giorno io farò Roma Film Music Festival, ma io però lui poi vabbè ciao finita lì, io poi faccio il Gladiatore dentro il Colosseo e lui rimane veramente scioccato, facciamo uno Zoom face to face dove lui mi fa Marco, ma porca miseria, ma l'hai fatto per davvero, hai portato Russell Crowe a Roma, hai fatto con 300 elementi d'orchestra e coro, con Russell Crowe davanti, Totti, hai fatto il tuo macello. E io gli dico, vabbè, ma Robert, tu hai fatto, voglio dire, le prime mondiali di tutto a Cracovia, hai avuto ospite Hans Zimmer, premi Oscar, Desplat, tutti i premi Oscar, cioè lui è sono il faro di Hollywood. Capito? Da Hollywood dicono certo, posso venire a Cracovia per favore con la voce così. E lo giuro, fanno la fila, perché poi non ci sono molte occasioni per un compositore, no? Solo gli attori, la foto. Ma avete visto che a Zimmer hanno tolto, non vanno più nemmeno in televisione la considerazione. Quindi questo rende ancora più importante il ruolo di Krakow, di Tenerife e di Roma, no? Per cui, per farla breve, perché veramente tra un po' inizia Star Wars e io sto qua. Tra poco. Però veramente è talmente importante quello che stiamo facendo insieme, grazie, è bellissimo. Comunque ingarellatevi pure te e Cracovia, va benissimo. Senti, quindi alla fine lui mi fa gli dico, no, appunto, dopo che faccio il Gladiatore, gli dico adesso sai che sono pazzo. No? Nel senso che se credo in una cosa veramente ci butto l'anima, il cuore, tutto quello che non ho, ok? Veramente. E quindi adesso sai che se ho fatto in quel modo il Gladiatore, io posso fare bene Roma, posso provare a fare del mio meglio per far partire Roma Film Music Festival. Il concetto è che io, Robert, non lo voglio fare da solo, io lo voglio fare con te, io lo voglio fare in collaborazione, in gemellaggio, come dici, lo voglio farlo con voi. Perché così deve essere, perché deve esserci una collaborazione internazionale. Io voglio mettere a disposizione me e Roma per Cracovia e vorrei che tu, anzi, ti faccio parlare, ho visto che c'è un gemellaggio culturale tra Roma e Cracovia che sta dentro un cassetto, andiamola a risvegliare, e io vi garantisco che nei prossimi 2 giorni la farò questa cosa, perché Robert Piaskowski è qui come mio padrino. Oggi il sogno si è avverato, Roma Film Music Festival è partito e ieri io gli ho dato una targa, tu avrai pure le foto. Sì, ho già fatto, già tutto fatto. Abbiamo consegnato, io li ho accolti nel board internazionale del Roma Film Music Festival, il direttore artistico di Cracovia, Robert Piaskowski, e Diego Navarro, grande compositore spagnolo, direttore d'orchestra, anche grande animatore, perché lui dirige non solo a Film Music a Tenerife, ma anche a Cracovia. Ma dirige, io l'ho visto dirigere Zimmer che suonava la chitarra, cioè parliamo di roba, tanta roba, top, cioè a Cracovia fanno delle cose, quindi per me ieri io le ho portati spavaldamente qui, li ho convinti, sono venuti qua,
Tenerife è finito l'altro ieri, Navarro, ci hanno avuto pure un uragano, è finito l'altro ieri. Infatti è arrivato proprio con l'uragano, portato è arrivato dall'uragano. Quindi guarda, io, capito, li ho portati tutti qui, da Tenerife sono venuti qua, Robert da Cracovia. E io aggiungerei Robert Townsend, la Robert storia Townsend, della tu lo sai chi è, cioè, insomma, il più grande produttore di colonne sonore della storia, mondo, quindi tutti qui. E l'abbiamo messo anche lui nel board. Insomma, questo significa fare network. Il ruolo di questi festival è anche quello, no? Così come nei film festival c'è, tra virgolette, il mercato, da noi c'è anche l'opportunità di creare più relazioni. E sai come l'ho chiamati normalmente? Si chiamano BBD, no? Perché si chiama business to business, giusto? Questi incontri sono B2B. Sì. Io invece l'ho chiamati, e credo che c'è pure scritto in programma, BBD, che non esisteva. Lo sai che vuol dire Beautiful Business Day? Uguale, è la ma deve essere beautiful, se no è una gran rottura di marroni. Che cosa, perché non ci vogliamo parlare oggi di, ma chi se ne importa, parliamoci tra noi, facciamo in modo che domani Pierluigi può parlare con Hans Zimmer da collega e dirgli: senti, mi ho fatto sta cosa, mi faceva piacere fartela ascoltare, e poi comunque parlare con... insomma, facciamo network. Infatti, parliamoci, stiamo insieme. La CMF, con cui io non avevo purtroppo avuto mai occasione di grandi relazioni, ma a livello istituzionale ho alzato il telefono, ho chiamato Pirio, gli ho detto: io sono Marco Patrignani, sicuramente mi conosci, sto facendo questa cosa, io ti chiamo come presidente della CMF perché io non posso fare un festival sulla musica per il cinema senza coinvolgervi, o comunque farvelo sapere, poi magari non vi interessa, non venite. Eventi meravigliosi, ed è successa una cosa bellissima, è nata una magia e sono onorato. Ieri ho visto tanti colleghi, compositori, Catalano, c'era la Scuola Catalano, e ho visto un grandissimo entusiasmo in sala, mi hanno ringraziato, abbracciato, insomma, non è che succede tutti i giorni, quindi ho detto: ma è una cosa bellissima, grazie a voi di esserci stati. È successa una cosa magica qui su questo palco in studio, veramente, insomma. Poi immagino ci siano delle foto. Poi ci saranno, abbiamo anche dei contenuti, noi abbiamo ripreso tutto, quindi poi tutta questa meraviglia la dobbiamo... La elargiscono non solo a noi, ma poi oltre al loro sito ufficiale, poi delle puntate ad hoc con tutti questi momenti. Con tutto, lo faremo vedere, assolutamente lo faremo vedere, come io voglio fare dei complimenti a Carlo Barbalucca, che ho avuto un modo di conoscere, perché so che è lui quello che ha creato tutto l'aspetto. Meritatissimi, uno per avermi sopportato, perché io praticamente anche durante il concerto gli rompevo le scatole su ora, ma lui è stato geniale. Pensate che tante volte io non mi vergogno a dirlo, ho dormito anche sul mio divano in ufficio in questi ultimi 15 giorni perché non era possibile fare diversamente, poche ore di sonno, ma molto spesso anche Carlo l'ho visto uscire dal mio ufficio alle 2 di mattina, alle 3 di mattina. Si sono tutti impegnati col cuore, ecco, c'è tanto cuore. Quando metti il cuore in un progetto, anche in una colonna sonora, nella realizzazione eccetera, viene diversa non è più solo mestiere, lavoro, ma diventa un'altra cosa. Non voglio sembrarvi troppo romantico, però concludo, perché io poi vi lascio. No, perché deve scappare, che sennò poi però volevo dirvi che c'è Robert Piascowski a Roma, magari se volete riusciamo pure a beccarlo, a fare un piccolo intervento con Navarro e Piascowski. Più che volentieri. E poi Tom Townsend è qui, e volevo dirvi... cos'era che Garco Oteiza di Soundtrack Festival. Gorka, che è un vostro collega, fa lo stesso lavoro vostro, ma lo fa, e lui si segue tutti sti festival, per cui lo ringrazio perché è stato il nostro così amplificatore internazionale. È un mondo piccolo, quello degli appassionati di musica del cinema, ma l'obiettivo, e ci lavoreremo tutti insieme, spero, è quello che per la prossima edizione, visto che è nato, ecco, io ieri ho partorito, dico ieri, è successo già da lunedì, ma per me ieri è stato un parto in tutti i sensi, l'avete visto, no? Come no? Io oggi mi sento proprio leggerissimo, che Star Wars, che è una cosa difficilissima, so che andrà come un orologio, molto più semplice per me, anche se è una mega produzione, di quello che invece è stato ieri. E una parola sui direttori d'orchestra, a parte Daniele Belardinelli, che è il nostro direttore musicale stabile dell'orchestra nel cinema, che insegna direzione d'orchestra, quindi è un grande tecnico, bravo, ma noi abbiamo avuto sul palco ieri il numero 1 al mondo, che si chiama Ludwig Vicky. Signori, questo qui
questo grandissimo io direi artista, oltre ad essere una persona straordinaria. Lui dirige abitualmente London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, ha inventato lui questa formula col film con l'orchestra dal vivo. Ha fatto 250 concerti del Signore gli Anelli live to picture, quindi in quel modo diverso, non con le immagini ma proprio il film con 200 elementi di orchestra e coro, 250 performance, di cui alcune con la London Symphony, altre con la New York Phil. Poi ha fatto tutte le prime mondiali, tipo Star Wars, prima mondiale, immaginate Disney, prima mondiale, London Symphony Orchestra, Royal Albert Hall a Londra, no? Altro grande tempio. Sì. Il direttore è andato a vedere chi era, Ludwig Vicky, non ce n'è, è solo lui, è la prima scelta per gli studios, Warner Bros., l'ufficio di John Williams, devono autorizzare i direttori quando si fanno queste cose, perché sono dei brand, dei copywriter che valgono miliardi di euro e non lo fanno rovinare a Marco Patrignani, il brand di Star Wars, pur volendo, non me lo permetterebbero. Cioè hai dei rider tecnici di 40 pagine, l'ufficio di John Williams deve approvare il direttore, l'orchestra, il venue. Il nome di Ludwig Vicky, di cui mi onoro oggi di aver maturato anche un'amicizia, è la prima scelta al mondo, cioè tu non fai in tempo a dirlo all'ufficio di John Williams, dirige Ludwig, va bene, dirige va bene. Ma ci metti la L e già basta. Già basta. Quindi ecco, tenevo a fare questa sottolineatura, chi avrà l'opportunità di vederlo se ne renderà conto oggi e domani, ma vi annuncio quindi che tutti insieme con colonne sonore noi cominceremo a lavorare dal 3 ottobre con un anno di anticipo la seconda edizione di Roma Film Music Festival, ok? Che se questa era la prima, qui siamo partiti dalla luna, andiamo avanti, ma sembriamo un po' smargiarsi, non voglio dare questa impressione, mi sentite ancora un po' concitato dall'emozione, dagli sforzi, ma ecco, io veramente a braccia aperte dico uniamoci, facciamo in modo, lavoriamo, ora qui mi sono quasi ammazzato per farlo, è venuta bene il debutto, però ecco, ora con un anno davanti vorrei qualificare al meglio questa cosa. Non abbiamo avuto tantissimi sponsor, molti partner, ma ci servono, come dire, aiuti, sostegni, i piccioli. I piccioli. Però io credo che chi è venuto ieri ha capito. Cioè, se io fossi uno ecco, forse questa è la cosa, è il trailer migliore, quello di ieri, voglio dire, per dimostrare. Esatto, Offside vi dico che torniamo a questo, diciamo, collaterale al festival, perché il festival in qualche modo poi si concentra in una settimana, ma dà vita a degli spin-off durante l'anno. Avremo Harry Potter con l'orchestra dal vivo, che è sempre un'esperienza straordinaria, incredibile, e succederà il 29 e 30 dicembre sempre all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Poi, visto che Star Wars è andato sold out praticamente in neanche un mese, 3 date, e faremo il secondo capitolo, che è l'Impero colpisce ancora. Lo faremo in occasione dello Star Wars Day, 4 maggio, 4 e 5 all'Auditorium della Conciliazione. Vediamo pure cosa farà a Milano, perché è un problema proprio di spazi, di teatri. Per fare questa roba qui ci vuole l'altezza, per mettere uno schermo che è il rapporto 2:35:1 cinematografico, con 12 metri di larghezza, 6 metri, sotto ci vanno i percussionisti, quindi c'è un problema di spazi. E poi queste produzioni devono avere almeno 2000 persone di capienza, altrimenti non funziona. E in Italia è un altro aspetto, che c'è carenza di posti, perché abbiamo a Roma la Conciliazione e il Parco della Musica. Il Parco della Musica è in qualche modo la Sala Santa Cecilia è più o meno sempre occupata dall'Accademia di Santa Cecilia, giustamente, quindi Roma ha pochi spazi. A Londra ci sono, non lo so, 47 teatri. Un botto ce n'è. Pensare di fare qualche evento all'aperto invece è una cosa. Noi l'abbiamo fatto con il Gladiatore. Spero di annunciarvi una sorpresa a Caracalla per il prossimo anno, ma non dico nulla, non voglio spoilerare, anche per scaramanzia. Però quello che ti posso dire è che all'aperto, e l'ho vissuto sulla mia pelle, cioè tu devi fare, a parte, ecco, se costa 1.000 farlo al chiuso, come diceva Pierluigi, per fare questo tipo di cose, anche tu, no? C'è un'orchestra sul palco e non è un doppio quartetto, cioè stiamo parlando di 82 musicisti, 40 di coro, è una produzione grande. A questo devi aggiungere, se vai all'aperto,
permessi, burocrazia, amplificazione, palco, luci, copertura del palco, servizi, blocca il traffico, ti metti i bagni chimici perché lì non c'è, diventa una roba che costa 10 volte di più. Ma non solo, se poi piove sei rovinato. Cioè chiudiamo forum, chiudiamo colonne sonore, chiudiamo soundtrack, chiudiamo pure la stanza, la libreria che vedete, c'è finito. Vendiamo pure quei libri lì per... E quella questo è un po' come i concerti, qualsiasi concerto all'aperto. Fammi fare un intervento prima poi che deve scappare. Vai. Volevo soltanto dire questo: io ho conosciuto Marco qui la prima volta che sono venuto a registrare con Ennio, c'era una volta in America, c'era appunto Franco e il papà con Sergio Marco Tulli che registravano, e lui aveva i pantaloncini corti, me lo ricordo. Non ci siamo proprio visti per tanti anni perché insomma lui è cresciuto, è andato a studiare, io giravo, ma ieri entrare qui alla Forum, qui dentro, dove io poi insomma per 40 anni ci ho lavorato e ci continui a lavorare, ci ostiniamo a lavorare, ci ostiniamo proprio coi denti. Devo dire, vedere l'emozione di questi personaggi di cui ha parlato adesso Marco, che mi hanno internazionali, Piaskowski, Diego Navarra, Gorka, cioè erano elettrizzati, impazziti, eccitati di essere qui in questo luogo dove la musica per il film italiana è stata creata. E guarda, credi, sembrava di vederli veramente volare da terra. Erano una cosa, cioè quello dei bimbi in un parco giochi, un parco divertimenti, e credi che questa cosa mi ha fatto un piacere. Io, per carità, sono un umile musicista, punto e basta, sono l'ultima rotella del carro, no? Ma mi ha dato un senso di no, ma proprio di appartenenza, di riconoscimento, internazionale al lavoro dei grandi maestri. Infatti la conclusione di tutta questa meravigliosa storia è che loro hanno detto ieri sera a cena alle 3 di mattina, c'eri pure tu in trattoria, hanno detto: Marco, hai superato l'esame, detto da loro che stanno alla 16ª edizione, ha detto sei partito, ha detto questa non era una prima edizione, no. E io gli ho detto, io avevo un vantaggio rispetto a voi, che voi stavate davanti, io avevo 15 edizioni vostre, da cui attingere della bellezza una dietro l'altra, ne avete fatte in 2-30 di festival. Sì, Marco, tutto quello che vuoi, però io esattamente penso la stessa cosa. Non sembrava una prima edizione quella di ieri, non sembrava una cosa già rodata, ma non sembrava una prima edizione. Io ne ho viste tante le prime edizioni di festival e bene o male scricchiolano sempre qua e là. Qui gli scricchioli sono veramente sparuti, quindi lo ribattezzerei scusate il ritardo. Scusate il ritardo che non l'abbiamo fatto prima, perché non l'hai fatto prima. Allora vai Massimo, poi chiudiamo, se no lo denunciano, perché ragazzi deve stare sequestro di persone. Le prove generali di Star Wars Film Concert, mi sono preso anch'io. Sono iniziate da 9 minuti le prove generali, devo scappare. Lasciamo Marco, grazie. Allora, grazie Marco. Giusto? Certo. Piacere da continuare. Assolutamente, anche perché, e te lo dico subito, noi adesso daremo la caccia al tuo amico, a Fresi, perché ieri mi ha aperto... Straordinario. Non è solo un attore, è anche un divulgatore di musica straordinario, quindi che non è facile parlare... È una grande magia. Esatto, esattamente. Infatti, salutiamo Marco, perché sennò veramente... Ciao a tutti, grazie. Grazie. Ciao. Buon lavoro a voi. Grazie. Allora, io direi, cari ragazzi, io aspetta, chiuderei perché siamo andati veramente oltre. Massimo, chiudi tu con quello che vuoi, ma soprattutto un attimo su quello che è stato i precedenti giorni, per cui non abbiamo parlato molto. Certo, allora ribadisco, faccio vedere qui, però non voglio coprire il mio amico Pierluigi. Roma Film Music Festival è iniziato lunedì scorso con una sera col concerto, la prima parte del concerto dell'ACMF, Associazione Compositori e Musica per Film Italiani. Martedì c'è stata la seconda parte, quindi si sono potuti ascoltare tanti veterani e tanti giovani autori di musica per immagine del nostro paese. È un concerto durato tantissimo, sia nella prima parte che nella seconda, e abbiamo capito che la musica per film
nei nostri autori in Italia, non è per nulla, come dicono tanti altri, morta, ma anzi è bella viva, spumeggiante e lotta con noi, e noi l'abbiamo sempre dimostrato con Soundtrack City. Poi ci sono stati dei panel fatti dalla CMF, e vi dico alcuni nomi: ci sono stati Pasquale Catalano, Stefano Reali, molti di questi molti nostri ospiti, Stefano Mainetti, Riccardo Gianni, poi c'è stato Stefano Maccarelli con una lezione sul contact, sul sound design, molto molto interessante, veramente ben fatto, Francesco Berta, Dario Vero che ha parlato di Guerre Stellari, e poi i panel con i grandissimi autori, con i grandissimi presidenti di questi festival che ha citato Marco Patrignani. E quindi poi ieri sera questo concerto dedicato alle colonne sonore della storia del cinema italiano, da Cicognini fino a Franco Michalizzi, che ha ricevuto per la prima edizione il premio alla carriera, e ha diretto anche 4, anzi 5 poi col bis, suoi pezzi, tra cui Trinità, cantata da quel grandissimo cantante crooner che è Mario Biondi. Poi c'è stata Amy Stewart che ha fatto 2 pezzi per i Piccioni, che ci ha fatto venire la pelle d'oca letteralmente. E poi quindi questo premio alla carriera Franco Michalizzi, come dicevamo, e poi tanti grandi altri ospiti che si sono succeduti su questo palco, tra cui Ludwig Vicky, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo di colonne sonore. Vabbè, ma 2 parole sull'orchestra la vogliamo dire? 2 parole del cinema. Tanta roba, come si dice a Milano, tanta veramente bravissimi, hanno veramente eseguito la storia della musica per film italica, ma in realtà anche non so, perché ricordiamoci che molti dei nostri autori sono noti internazionalmente, ovviamente Ennio Morricone, ma anche Piero Piccioni, Trovaioli, Rustichelli, poi va bene, ce ne sarebbero tantissimi altri. Io cito Mario Nascimmene e Rizzo Ortolani perché Umiliani, e qua ce n'è Aioso, Francesco De Masi, e quindi se ne sarebbero Nino Rota, gli è stato fatto Nino Rota con l'abbinamento a Fellini, ovviamente Nicola Piovani con La vita è bella, Luis Bacalov, abbiamo avuto anche Ulysses Passarella, il bandoneone, non il bandoleone come disse una signora dietro di me, che credo che non capisse assolutamente nulla di musica e di strumenti, che ha eseguito i pezzi, i 3 brani principali della Guarda, hai detto una cosa che volevo dire a Marco prima e la dico a voi. Prima lui parlava, no, dell'importanza della formazione dei musicisti, degli strumentisti. Attenzione, è altrettanto importante la formazione del pubblico, perché se non c'è pubblico noi possiamo fare tutti i festival e le colonne sonore del mondo, ma non succede nulla. Ecco, questi festival fanno benissimo alla formazione del pubblico. Io prima parlavo di Fresi ha parlato di armonia, ha parlato di teoria musicale a una platea dove evidentemente non erano tutti attrezzati, ma lui l'ha fatto con una semplicità e con una incisività che ha fatto capire il quinto primo, che non è proprio una cosa che cioè, tutti comprendono, cioè, per chi è musicista è una cosa normale, ma per gli altri non lo è assolutamente. Quindi scherzare di tutto questo, scherzare sui gradi congiunti, insomma tutta una serie di come posso dire, di divulgazioni che fanno bene, che io sono convinto che il pubblico che c'era ieri adesso andrà ad ascoltare la colonna sonora di un film in un'altra maniera, e forse comincerà a capire anche quelle che hanno una certa qualità e quelle che magari un po' meno, ecco. Magari da evitare. E l'ultima cosa che faccio, e poi chiudiamo questa splendida diretta che è stata veramente molto frizzantina, molto sincera, con interventi di Tony Renis, e non saprete mai chi è la critica di Tony Renis, quindi che cosa non gli è piaciuto non lo sapete mai, io lo so ma non ve lo dirò mai prima che mi denunciano. Però detto questo, di cui sono orgoglioso, e ringrazio Marco Patrignani, ringrazio Claudio Giustini, David Barsotti, poi Carlo, che il cognome dillo tu, che Barbalucca, e Agnesca, Charlotte e tutti quanti, Fabio Patrignani, che è lo storico anche lui, tecnico del suono di questo meraviglioso studio, che ancora oggi è bello vivo e pregno di colonne sonore. Vi invito, come ultima giornata di questo festival, domenica, ora ve lo dico proprio in diretta e ve lo dico proprio in maniera come è scritta in questo splendido opuscolo del festival. Domenica si può visitare, se non mi ricordo, ecco, domenica 2 ottobre dalle 14 alle 17, dietro prenotazione c'è la visita guidata a questi storici studi dove siamo noi in questo momento in diretta. E per info e prenotazioni box office @ Roma
fmf.com. Fatelo perché, ragazzi, qua c'è la storia del cinema e della musica applicata alle immagini. Qui ci sono passati tutti e non dico altro. Allora, mi riservo di buttare, visto che tanto ormai questa diretta è un'esplosione di cose impensabili, pensiamo a una situazione di presentazione grazie a Soundtrack City TV degli studios, venire a fare delle puntate dedicate al Forum Studios. Guarda, allora con Soundtrack City abbiamo in mente tante iniziative da fare proprio negli spazi quelli dove si fa la musica. Voglio ricordare che la prossima settimana, il 2 ottobre, noi, o meglio questa volta io, sarò a Faenza al MEI, meeting delle etichette indipendenti, dove si presenterà la Bixio Academy, che è questa scuola appunto sulle professionalità legate alla musica per il cinema, per le immagini, per le serie televisive, per i videogame e quant'altro. Quindi ecco, sono contento, io particolarmente contento di questo festival, perché mi sembra veramente che finalmente qualche cosa si sta muovendo, ecco, dal punto di vista della colonna audio dell'altra parte del cinema, insomma, che l'altra parte, quella del sonoro importante, diciamo, da molti punti di vista, della terza dimensione, il non detto. Della terza dimensione. Ci tengo a dire e sottolineiamo che questo è il primo festival internazionale a Roma dedicato alla musica per immagini, però cosa fondamentale, vi ricordo che da qui in avanti ci saranno una serie di puntate di Soundtrack City Plus e di Soundtrack City Free, questo qua dedicate a questo festival, con interviste che ho fatto, e vi faccio girare anche lo studio in maniera virtuale, ma ve lo faccio girare. L'ho avvisato. Ultima notizia, la prossima settimana ancora, l'8 ottobre, saremo al Romix, sempre a Roma, dove c'è un altro festival dedicato anche questo alla musica per il cinema, si chiama Music Comics, però in questo caso è in un particolare segmento della musica per il cinema, cioè le sigle televisive di cartoni animati e di animazione. Quindi vedete che vuol dire quando dico vedo che qualche cosa si sta muovendo, cioè nel senso, perché è evidente che finalmente anche la parte musicale, la parte audio si sta cominciando a svegliare, diciamo così. Ok ragazzi, grazie a tutto, grazie a voi che state lì, io invece me la sto qui a casetta bella, grazie a Marco Patrignani, andate, chi è a Roma, ma chi anche non è a Roma, magari se può, ci sono queste due serate all'Auditorium in Via della Conciliazione, insomma, con le musiche di John Williams, insomma, eccolo lì, Star Wars, andateci. Ciao a tutti, grazie Massimo, grazie Pierluigi, grazie Marco che se n'è andato e grazie Forum. Ciao.